Fuck you CeeLo Green in questa vigilia di Natale del 2010. Ogni volta che devo dire vigilia di Natale e devo accostare l'anno ho sempre un brivido lungo la schiena, perché superata una certa fase della vita ci si rende conto, magari un po' più di prima, un po' più che in passato, ci si rende conto che il tempo passa, è passato, e quindi bisogna chiaramente fare un po' di conti in più. Vabbè, staremo insieme sino alle 14 e abbiamo anche gente che non soltanto invia messaggi ma partecipa alla trasmissione in diretta. Pronto? Oh, pensavo fosse un ascoltatore. Riconosciuto, signora, l'ho riconosciuta. Buongiorno. No, per carità. No, per carità. No. Vuole fare il film Natale a Cannizzaro? Protagonista Fabio Formosa con il medico di turno che gli chiede: com'era scacciata? Dici sta verità? Vabbè. Noi stiamo preparando qua a casa del signor Castiglia. Cosa, signora? Vieni qua, Sofiella. Signora, controlla il forno, che 180 gradi? No, signora! Sofiella. Signora, ascolti. Prendete la mattina quella di amianto. No, signora, l'amianto è cancerogeno. L'amianto è cancerogeno, signora. Cancerogeno. No, signora. Non deve cangiare niente, signora. L'amianto è cancerogeno, è anche vietato dalla legge. Ma signora, fa male, fa malissimo. Davvero? Beh, sì, signora. Qua, Sofiella, attenzione. Non toccare il cancerogeno. Esatto, signora, no, per carità. Per carità. Bene, allora, come siamo comprati? No, signora, io vorrei però... Che fa stasera, cala? Vuole calare a casa del signor Castiglia? Ma signora, se mi invitate, sì, volentieri. Cosa sta preparando? Ma abbiamo un po' di tutto. Per esempio, schiacciate con la cipolla. La cipolla, sì. Schiacciate senza cipolla, perché sappiamo che lei è un poco fino. Sì, esatto, sì. Abbiamo schiacciate con la tuma originale e contraffatta. In che senso, scusi? È tuma capotta gnazio, che non caccio tu ne vere. Che cosa? È una specie di tomazzo che non si può capire. Ascolti, guardi che esiste una patologia che si chiama brucellosi, signora. Come? Brucellosi. Quello che brucia. Che brucia. Signora, dovete stare attenti con i formaggi. Dovete capirne l'origine e conoscerne soprattutto l'origine del formaggio. Ma sappiamo qual è l'origine. E qual è l'origine? Viene da un paese che si chiama Ignazio. Sì, che è un paese dove fanno formaggi. Che si chiama, come si detto che si chiama? Pechino. E me la squaravo, signora. Pechino o Pechino? No, Pechino, con lei. Signora. Sofiella, vieni qua, Sofiella. Cosa sta facendo? Siccome alla mamma non ci piace il panettone con la passola, vieni qua, passiti il tempo, le vicino la passola del panettone. Vieni qua. La frutta candita e l'uva passa, signora. Si chiama passola. Ma che passola? Nel senso con una leva ci passola da. Passola qua, passola da. La sento dire questa parola anche durante le partite di calcio. Che cosa? Passola. Mazzo, quanto è scongioroso, mazzo. Non è che fa cala stasera. Beh, signora, guardi, io allora, se cala potessi che spiede che non ne avevo. Signora, come le preferisce le crispelle? Con l'angiova. Con l'angiova. Ci mancasse altro. No, perché signora, io pensavo di portare quelle al miele, sa? Come? Pensavo di portare quelle al miele. Ma non se li strica nella carina, scusi, quelle al miele. Io voglio quelli con l'angiova. Vabbè, signora. Imparando l'addizione. Si sente, signora, che lei sta facendo... Devo presentare il Festival di San Giorgio. Ecco, mi faccia un esempio. Lei sicuramente si starà esercitando proprio quando entrerà in scena, per esempio. Intanto mi descriva il suo vestito, signora. Dunque c'è un vestito di Giorgio Armali nella prima serata. Giorgio Armali che si è ispirato alle bellezze siciliane. Cioè un uomo siciliano, un bagato, una carina che va ciunga la carina, che non mi posso saltare manco un minuto. Esatto. Perché se non mi zicco tutta l'armatura nella schiena. Direttamente dai fratelli Napoli, poi ho due piastrelle da Cartagerone imbagate, una andò un occhio sinistro, una andò un occhio destro. A mo' di ginocchiere. È una camorria che non posso piegare a gamma, è una camorria. Mi rendo conto. E poi niente, altre cose bellezze siciliane, c'ho un poco di mannarine che mi pendono dal petto. Beh, sono un poco scassa di petto, capisci? Sono un poco piatta. Ho capito. E allora, niente, è un vestito di Giorgio Armali ispirato alla Sicilia. Bene, allora lei si presenterà praticamente sul palco con questo stupendo vestito, e non appena il pubblico comincerà ad applaudire, ecco, lei si presenterà e comincerà a dire... Vuoi sapere cosa faccio? Esatto, voglio sapere. Che mi copia. No, signora, io voglio sapere esattamente quello che lei dirà. Che cosa dirà, signora?
Dunque, signore e signori, buonasera. Eccolo Questo qua. è il Festival di San Giorgio, Ah. in onda direttamente dalla sala della parrocchia del nostro padrino abusivo. Che bella Benvenuti a location. tutti, salutiamo e ringraziamo anche Tele San Giorgio International Sì. per le riprese che si vedranno in tutto il quartiere. In tutto il quartiere, tutto per intero, Certo, signora. Che quartiere che Visione. bello, sono quasi Il quartiere emozionato. Visione, Mamma capito? mia, Probabilmente non un poco di segnale arriverà anche a Villaggio Sant'Agata e persino al Librino. No, non me lo dica, Sono signora. emozionata perché ci vedono anche al Librino. Perfino il librino, signora, ma è incredibile, cioè veramente, non posso neanche crederci. E ora incominciamo col primo concorrente di Ecco, oggi. il primo concorrente Intanto di oggi. introduco il presentatore ufficiale della serata, Sì, signora. direttamente Dell'Africa? Pippo Baobab. Pippo Baobab, signora, ma vediamo se dobbiamo beccarci qualche insulto e qualche pedata di Pippo Baobab, che io non me la collo, E ora il primo cantante di oggi. Ecco, il primo È cantante un di gruppo. oggi, un gruppo. Si chiamano i New Trolley. I New Trolley. La canzone è quella amarezza della sera. Allora, ascolti, lei sta facendo un corso di edizione sicuramente efficace, ma uno di grammatica e sintassi no, eh? Come? Grammatica e sintassi? Ma non lo so, se sentassi uno dipende, no? No, sintassi, signora. Sentassi una No, cosa no, lei, sintassi ascolti, lei. sentassi lei No, che- sintassi lei, Mi mi faccia creda. signora, mi faccia insistere. Mi dica. Allora, faccio un corso di grammatica e sintassi, cioè sintassi. Allora, sintassi, signora. Faccio Che vuol dire questo sintassi? sintassi, faccia. No. Io mi intasso, No. se lei vuole io mi intasso. No, signora, allora, Ma che io vuol dire? volevo dire, deve fare un corso di grammatica e sintassi. Cioè sintassi. Signora, lei mi fa Mi può fare un confondere. esempio? Cioè, lei mi fa confondere, Può fare un signora. esempio? Ogni volta, no, mi sono perso qua. Sintassi. E allora presentiamo anche un ospite internazionale. Ecco. Direttamente del Canada, di Lindy Lowe. Che Come si chiama? si chiama Alain Delon. Ah, di Lindy Lowe. Alain Delon, da non Celine confondere Dion. con Céline Dion. Quella è Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion. No, Celine Dion no, e signora, Belen Delon. no, signora, sono C'è la valletta, No, no. Belen Delon. Belen- Delon no, e Celine- Celine Dion. No, allora No. sono Céline Dion, Alain Delon e poi chi era l'altro? Belen Delon. Belen Rodriguez. Ma lei è troppo intronato, scusi. No, signora, è lei che Ma mi fa lei di che sta parlando, scusi? Sintassi, signora. Questi sono ospiti internazionali tipici nostri del San Giorgio. del San Giorgio. Non che cosa? c'entra direttamente la Celine Dion, quella che dice lei. Senti, a proposito, Celine signora. Dion è la figlia d'Ozzo Pippo Guardaroso. Prego. Guardaroso perché una volta faceva traslochi con la lapa imponendosi esatto. molto, diciamo, Eh? che lui si imponeva dei cantarani molto pesanti. Ha avuto un problema di vallera? Esatto, c'era la Vaddera, quindi Ozzo Pippo Guardaroso. Benissimo. Siccome si imponeva molti cantarani, ha avuto una figlia canterina, ha capito? E Allora, c'era signora, fatta, mentre che- fatta cantare, si chiama Celine Dion. Dato che stiamo parlando così a bassa voce, Sì. tra l'altro devo dire anche che lei è abbastanza sexy. Sì. Sì. Le volevo chiedere, per Tiziano Ferro Filato, Quindi eliminato. come? Eliminato, Ma come eliminato. eliminato, signora? La sapevo sentire con la cameraman. Ma no, signora, No, noi, noi queste cose non ne volevamo. Noi- Queste cose ognuno ha la sua casa. noi avevamo Non ha pattuito. importanza, la grandine casca per tutti, ma ognuno ha la sua casa. Perché La grandine casca per tutti. Quando casca per tutti, però ognuno ha la casa sua. Va bene? Uno Vabbè. può essere grandinato quando vuole, Però però sì. ognuno ha la sua casa. Certe cose sconce. Però mi a ascolti, casa sua. ma avevamo pattuito. No, consumavamo, vuol dire che ci diceva al cameraman, dai, zoom, che zumma tu, che zummo io, ma stiamo scherzando? Zumma. Finiamo in questa maniera, ma che stiamo scherzando? Ma noi avevamo pattuito un Il compenso. concorrente Tiziano Sì, Ferrofilato con la canzone Marruggio ha stato squalificato. È stato squalificato. Esatto, lo trovate nel vecchio del corso. Va bene, signora. Allora, Avanti. il compenso friscao, da quello che ho capito. Come? Il compenso friscao. In che senso? È brasiliano questo. Ah, Friscao. Ah, sì. Lei non ci serve più. No, se signora, vuole può anche non venire. No, sì, a me serviva il ma mai siamo compenso. combinato buona qua. Sì, a me serviva il compenso. Però Ora se la friscao, saluto che abbiamo friscao. di preparare la scacciata. Sofiella. Spara le roccole. Auguri, signora, buon Natale anche a lei. Sofiella, condisci le bastarde. Ma per favore. Alla Catalla!